questa proposta, come ha ben illustrato la correlatrice, la vicepresidente Luisetto, dovremmo provare, seppur con grave ritardo, a definire in maniera chiara una nuova dimensione amministrativa e un nuovo modello di governance per il Veneto che sia in grado di essere veramente utile per corrispondere al meglio ai cambiamenti sociali. È vero, siamo in ritardo, è vero, il legislatore nazionale ci aveva suggerito questa soluzione 24 anni fa, ma è anche vero che oggi quell'intuizione diventa, se è possibile, ancora più urgente e necessaria. Perché ci sono nuovi rischi a cui le persone sono esposte. Pensiamo a cosa è accaduto durante la pandemia, pensiamo a cosa è accaduto durante le crisi globali che stiamo attraversando, pensiamo alle distorsioni e alle diseguaglianze che stanno dentro al mercato del lavoro, e di fronte a nuovi rischi emergono anche nuovi bisogni. Pensiamo al problema dell'immigrazione, all'impatto che ha sulle nostre società, alla questione dell'invecchiamento progressivo della popolazione, all'emersione di nuove forme di povertà. E allora, di fronte a questi grandi cambiamenti in atto, noi siamo costretti, siamo obbligati, se vogliamo svolgere la nostra funzione, a immaginare un nuovo sistema di protezione sociale, a dotarci di nuovi strumenti. E non a caso, infatti, Presidente, scusi, no, perché siete proprio davanti, mi sembra di parlare. Colleghi, per cortesia, parlo con delle spalle, non è carino. Se dovete interloquire tra di voi, vi chiedo gentilmente di uscire dall'aula. Prego, collega Camani. Grazie. No, grazie a voi per l'attenzione, perché questo è un passaggio fondamentale, non del mio intervento, ma quello che stiamo facendo in questo Consiglio. E dicevo, non a caso, infatti, il Governo accelera in questi anni per lo stimolo rispetto alla creazione di questi nuovi istituti, perché i nuovi bisogni, i nuovi rischi sono oggettivamente pressanti nelle società moderne, tant'è che aumenta la definizione dei LEPS, cioè dei diritti che noi siamo chiamati per dovere costituzionale a garantire come Regione. E la definizione dei LEPS significa la necessità di garantire dei nuovi diritti sociali in maniera universale e in maniera uniforme. Quindi le regioni, noi oggi siamo chiamati ad esercitare una enorme responsabilità, e lo dico nel Consiglio regionale dell'autonomia, sulle materie in cui noi abbiamo competenza esclusiva per quanto riguarda i comuni e l'ambito sociale, e concorrente per quanto riguarda l'ambito sanitario. Quale discussione più cruciale in questa regione di quella attorno a come costruire lo strumento che ci consenta di svolgere i doveri che ci sono costituzionalmente richiesti. E allora questa è la dimensione all'interno della quale noi dovremmo discutere, e invece arriviamo oggi qui sapendo perfettamente che la motivazione per cui decidiamo di normare gli ATS oggi anziché nei 24 anni precedenti è di natura esclusivamente economica. Da un lato perché vogliamo provare a ottenere più risorse che ora sono destinate solo agli ATS, e dall'altro perché cerchiamo di risparmiare un po' di soldi attraverso, risparmi di spesa. E allora io penso che il primo punto attorno a cui noi dovremmo concentrarci è proprio la fragilità dell'impianto di questa proposta di legge, che infatti non è una riforma degli ATS, ma è una legge ordinaria con la quale noi costruiamo soltanto alcuni elementi rilevanti dello strumento, ma non è una riforma che ci consente di mettere le mani nella ricostruzione di quei servizi sociali e socioassistenziali che invece le emergenze oggi ci richiederebbero. È una legge che a nostro giudizio appunto non coglie la necessità di dotare i comuni, che sono titolari della funzione socioassistenziale, di una struttura sovracomunale che sia realmente forte, realmente stabile, realmente in grado di gestire appunto le nuove sfide. Se ci pensate, questa legge è figlia di quella stagione di riforme, quelle sì, che segnò l'inizio degli anni 2000. La riforma della 328, abbiamo detto, ma è degli anni 2000 il testo unico degli enti locali che organizza appunto i comuni e le forme associative. È di quegli stessi anni la riforma del titolo quinto, che forse oggi
varrebbe la pena di rivalutare, però gli anni 2000 sono una fase in cui il legislatore nazionale si pone il problema di come ricostruire gli assetti istituzionali e politici di questo Paese all'interno di una revisione complessiva delle funzioni e degli equilibri, ed è una fase in cui le regioni, allora, forti di nuove e più chiare competenze, avrebbero potuto per primi contribuire a ridefinire, a fare scuola, e molte regioni lo hanno fatto, perché noi arriviamo in ritardo, ma tutte le altre regioni lo hanno fatto per tempo, a partire dal 2000, dal 2005 al 2010, al 2020. Noi non solo arriviamo tardi, arriviamo per ultimi. E questo è un elemento politico rilevante, calcolando che questa regione è governata da voi da 30 anni. E allora, oggi come allora, però, oggi come negli ultimi 30 anni, quando non avete voluto intervenire, anche oggi si sceglie di proporre un intervento legislativo a forte, rilevante, preeminente impianto centralista, in cui cioè non ci si occupa tanto dei bisogni da soddisfare, ma ci si occupa di come io, regione, posso garantirmi il potere di organizzare quei servizi sul mio territorio. E io questo ritengo che sia il primo vulnus di questa legge, di impianto. La seconda questione è il tema delle dimensioni. Ora, l'ha già detto benissimo la correlatrice, non ci tornerò, però guardate, per definizione gli ATS dovrebbero essere costruiti attorno al concetto di dimensione ottimale. Ottimale in termini di prossimità, ottimale in termini di metto al centro la persona e ci giro come con un compasso attorno il perimetro. Dove sta il criterio che collega il perimetro di questi ATS con il concetto di ottimale? Diciamo che abbiamo fatto degli ambiti a caso che nulla hanno a che fare con il concetto di ottimale, perché non c'è nulla di ottimale nel mettere un ambito da 400.000 persone a Treviso e da 60.000 a Chioggia. Non c'è una logica. Il richiamo agli antichi distretti è un richiamo discrezionale, quello più facile, quello che ci veniva più semplice da realizzare. L'ottimale avrebbe presupposto che io andavo sui territori, cercavo di costruire attraverso una mappatura dei bisogni per capire qual è l'ambito ottimale in cui i bisogni sono omogenei, perché sono convinta che sono diverse le questioni che noi ritroviamo all'interno di una grande città, in un comune montano, in un comune a tradizione agricola. Allora, l'ottimale in ambito sociale non può derivare dai perimetri vecchi di 20 anni, ma deve stare dentro una mappatura del bisogno. Ma anche qui il vostro ottimale è finalizzato a ridurre il più possibile il numero degli ATS. Se aveste potuto, anziché 21, farne 10, era meglio, perché, e torno, col problema di impianto, il vostro obiettivo non è costruire un sistema che risponde ai bisogni delle persone, ma risparmiare. E siccome ogni ATS in più sono costi in più, voi ne fate di giganti. Con questo impianto, Assessore Lanzarin, perché arrivare tardi può capitare, ma arrivare tardi e non vedere cosa succede nel resto dell'Italia è grave. Con questo impianto, Assessore Lanzarin, la Regione del Veneto sarà la regione in cui all'interno di ciascuna ATS c'è un numero medio di comuni più alto d'Italia e c'è il numero medio di abitanti per ATS più alto d'Italia. Allora, se dalle altre parti funzionano meglio ATS più piccoli, perché noi scegliamo di farli così grandi? Perché la spiegazione che mi sono data io si chiama risparmio. Se ce n'è un'altra, me la dica, perché io sono sicura che se noi andiamo sui territori e chiediamo ai sindaci dei comuni dentro gli ATS giganti se vogliono avere ATS in più, la risposta sarà sì. La risposta sarà sì. Ora, terza questione, lo strumento. Premesso che la necessità di arrivare a forme associate
per l'erogazione di queste prestazioni è una necessità oggettiva, nel senso che il piccolo comune, ma neanche il medio comune, è più in grado di far fronte ai bisogni sociali emergenti. Quindi giusta la gestione associata. Premesso che siamo in una regione in cui sono fallite qualsiasi politiche finalizzate alle fusioni, alla riduzione del numero dei comuni, all'incentivazione delle unioni, è oggettivo. Arriviamo qui e diciamo dobbiamo incentivare, visto che altrimenti non ci arrivano i soldi, le funzioni associate. Anche qua avevamo due opzioni: o sceglievamo di investire ai comuni della responsabilità di decidere autonomamente qual era la forma con la quale preferiscono gestire in forma associata questo servizio, oppure in maniera centralistica lo imponevamo ai comuni. Ed è quello che avete ovviamente scelto la seconda strada, per cui certo mettete un ventaglio di possibilità, ma già indicando la personalità giuridica, lo diceva bene la Presidente Ostanel, vincolate a due forme possibili tra le tanti. Già negate la convenzione quando dai territori vi hanno chiesto di lasciare la convenzione laddove funzionava, e devo dire, Assessore Lanzarin, dove lei si era impegnata a garantire questa possibilità, facendo una marcia indietro che a noi appare incredibile, oltre che imperdonabile, e quindi imponete un'imposizione dall'alto, privando i comuni di decidere autonomamente, cioè sulla base dell'autonomia che i comuni devono avere, come prevede l'articolo 33 del TUOL, di decidere con chi e come associarsi. Quindi anche su questo, diciamo, di fronte ad un impianto nazionale che offre qualsiasi possibilità, voi andate a restringere per ragioni che francamente a me sfuggono. Perché, Assessore Lanzarin, la stabile e idonea organizzazione non si garantisce obbligando i comuni a determinate forme di associazioni, ma si garantisce costruendo percorsi dal basso che ascoltino i territori e che, insieme alle richieste che emergono dal territorio, individuano la forma più adatta. Anche qui una scorciatoia per arrivare all'obiettivo senza fare lo sforzo di confrontarsi con il territorio. Per esempio, vedendo cosa succede dalle altre parti e cercando di utilizzare questi 24 anni di ritardo per capire cosa è successo, nel resto delle regioni la modalità, la forma giuridica prescelta è molto differenziata e diversificata, perché dovrebbe essere il risultato di un portato di tradizioni, di storia, no? Quindi, per esempio, al centro-sud ci sono le convenzioni più diffusamente, in Emilia-Romagna la forma prediletta sono le unioni, perché lì c'è una tradizione di unioni comunali, in Toscana, in Lazio e in Piemonte si è scelto prevalentemente la forma del consorzio. L'azienda speciale, che piace tanto alla regione del Veneto, esiste solo in regione Lombardia, e diciamo che ho come l'impressione che non sia una similitudine casuale. Però, per dire, nessuna regione ha imposto la forma giuridica, ma si è sviluppata. E per dire, anche in Piemonte, dove pure i consorzi sono quelli più diffusi, si è prevista la deroga per i comuni capoluogo di poter mantenere il convenzionamento, per fare un esempio di come, se una legge viene costruita dal basso, partendo dai dati di fatto, anziché da ciò che c'è nella testa del decisore politico, si costruiscono delle soluzioni diversificate che corrispondono meglio al contesto nel quale ci muoviamo. E poi, ovviamente vado veloce, c'è il tema di con chi si condivide la responsabilità di organizzare, progettare, pianificare l'erogazione dei servizi. Io non sono ideologicamente contraria alla partecipazione del privato, alla collaborazione con il privato, anche per l'erogazione delle prestazioni sociali. Però è una questione di ruoli, Assessore Lanzarin. Il pubblico, l'istituzione progetta
programma, governa l'erogazione dei servizi. Lo può fare in collaborazione col privato sociale, col terzo settore, ma non perché lo dico io, perché sono soggetti che per definizione corrispondono a delle regole riconosciute che gli consentono di essere interlocutore affidabile in nome della sussidiarietà orizzontale. Il privato for profit può partecipare, ma non nella fase di progettazione, di programmazione, può partecipare alla fase della offerta della prestazione, della gestione finale, ma lei davvero mi vuole far credere che delle imprese for profit possono organizzare, pianificare, progettare l'erogazione delle prestazioni sociali, cioè l'erogazione e la garanzia di un diritto delle persone? Io su questo francamente non riesco a seguirla. L'ultima questione che mi sembra quella più rilevante, cioè il tema dell'integrazione sociosanitaria. È vero che è una nostra tradizione, è vero che sulla base di questa fusione è cresciuto e si è rafforzato non solo il sistema imprenditoriale ma anche il sistema sociale della nostra regione. Collega Valdegamberi, per cortesia. Ma l'alto tasso di integrazione tra il sistema sociale e il sistema sanitario non è un dato di fatto che possiamo immaginare che rimanga acquisito per sempre. È il risultato di un percorso, di una storia e che andrebbe rafforzata nel tempo. E invece voi la state nel tempo indebolendo. L'avete fatta qualche anno fa con la riforma di Azienda Zero, che è andata a colpire le fondamenta di quell'integrazione sociosanitaria a cui si è appellata la vicepresidente Luisetto poco fa. Lo avete fatto riducendo il potere dei sindaci dentro gli organi di discussione, lo avete fatto anche in quel caso centralizzando le decisioni a Venezia anziché sui territori, l'avete fatto costruendo un sistema che si fondava non sui bisogni dei territori ma sulle necessità di risparmio, facendo anche in quel caso delle US enormi sul piano del numero degli abitanti, che non sono in grado di garantire i servizi sanitari, lo stiamo vedendo in questi mesi, in questi anni. E adesso, anziché imparare da quell'esperienza che ha fortemente indebolito il sistema sanitario, la volete addirittura replicare anche sul fronte sociale. Diciamo che due indizi fanno una prova, assessore Lanzarin. Se oltre alla gamba del sanitario volete affossare anche la gamba del sociale, c'è un problema serio in questa regione rispetto al quale chiediamo delle risposte. Ecco, io penso che su questo dovremmo fare una riflessione. Le risorse sono poche, sono per poco tempo e questa, diciamo, è la cartina di tornasole dell'impegno che la Giunta sta mettendo in questa grande rivoluzione che coinvolgerà gli enti locali e i comuni e dunque i bisogni delle persone. Ora chiudo, Presidente, ricordando all'assessore e all'Aula che noi, al netto di quanto si può divertire l'assessore Donazzan in questa discussione, in realtà con questo provvedimento entriamo direttamente nella vita delle persone, cioè dovremmo essere chiamati a definire degli strumenti migliori di quelli che abbiamo oggi, attraverso i quali garantire risposte concrete, risposte omogenee ai bisogni. Dobbiamo capire semplicemente se con la proposta e con l'impianto che voi ci sottoponete siamo in grado di garantire un diritto, quello alla prestazione sociale. Colleghi, per cortesia. Dicevo, se siamo in grado di garantire quel diritto alla prestazione sociale che abbiamo il dovere, la responsabilità di tutelare. Se sbagliamo oggi, non è che, non so, sbagliamo un'asfaltatura di una strada, noi manchiamo nella necessità, nell'obbligo, nella responsabilità di offrire protezione alle persone. Non si tratta, insomma, Assessore, di una legge qualsiasi delle tante, importanti o meno, che approviamo in questo Consiglio
regionale, si tratta di una legge con la quale dovremmo garantire la protezione dei più fragili, appunto, e io penso che la fragilità di una persona non sia mai una questione del singolo, una questione personale, ma per chi svolge la funzione istituzionale come noi, la fragilità individuale diventa una dimensione collettiva che noi abbiamo il dovere di garantire e di tutelare. Io credo che non possiamo sottovalutare questo passaggio, non possiamo affrontarlo con i sorrisetti o con del pressapochismo e non possiamo neanche accontentarci di promesse non scritte, Assessore. Sulla base di questo abbiamo fatto una proposta emendativa molto rilevante, rispetto alla quale speriamo che ci sia una disponibilità ampia della Giunta.